32 Via di Birrai si distingue per la grande qualità delle proprie birre e effettivamente qualità cosa significa? È una parola molto utilizzata, però non si sa mai effettivamente il vero significato. Nel nostro caso abbiamo trovato un'analisi che si chiama cristallizzazione sensibile, è un'analisi che a 100 anni è stata inventata da Rudolf Steiner, il padre della biodinamica, e secondo noi è l'analisi che dimostra in assoluto cosa significa qualità. Questa è l'immagine di Opale, una immagine molto armoniosa, molto bella, di conseguenza denota un'altissima genuinità e qualità del prodotto. L'ingrediente numero uno è l'acqua, quindi noi utilizziamo l'acqua dell'acquedotto che in ogni caso viene trattata per rendere perfetta per l'utilizzo della fabbricazione della birra. Quindi utilizziamo acqua dell'acquedotto di Schievedin, che qui è un'acqua molto pura, un'acqua molto di qualità perché ha una durezza bassissima. Poi noi facciamo dei trattamenti, quindi microfiltrazione, ultrafiltrazione per tirare via tutto il residuo e anche i filtrocarboni attivi per tirare via il cloro del disinfettante dell'acquedotto, e da là li mettiamo nella linea di produzione e cerchiamo di avere un consumo parsimonioso di acqua, perché effettivamente è uno degli elementi più utilizzati in un birrificio. E come dicevo prima, siamo intorno ai 4,5 litri, 5 litri di acqua per un litro di mosto di birra prodotto. Per venire incontro alle esigenze del mercato che vuole gradazioni alcoliche sempre più basse e formati minori, 32 Via di Birrai ha pensato proprio di adattarsi al mercato nuovo e abbiamo creato una birra da 3,2 gradi, un'altra birra che è ambita da 4,5 gradi, Opale da 5,5 gradi e Curmi da 5,8 gradi. Sono tutte gradazioni leggere e il formato da mezzo litro su tutta la linea permette di un consumo consapevole e senza esagerare sia nella quantità di alcol che nella quantità di birra. Quindi una birra così, un panino, potete montare in macchina e essere tranquilli con la patente. Una delle nostre particolarità e unicità che ci distingue è essere riusciti a mettere il codice Braille, quindi un codice che possono leggere le persone cieche, sul vetro. Normalmente il codice Braille si trova sempre sull'etichetta, noi per primi al mondo siamo riusciti a inserirlo nello stampo del vetro e quindi qui passando con un dito un cieco riesce a leggere birra 32. Questa è stata una collaborazione fatta con il presidente dell'Associazione dei Ciechi in Italia, che ci ha dato una mano per trovare il rilievo corretto, e grazie anche alla vetreria che ci ha dato la disponibilità di fare questa operazione. Quindi un'altra cosa che ci distingue, oltre alle tante altre che ci distinguono, perché cerchiamo sempre qualche novità e qualche cosa fuori del comune.